Allora, abbiamo chiarito in modo molto interessante appunto con il segretario dello SPI il valore e la valenza di questi contributi previdenziali e perché tali sono. Abbiamo fatto un po' di informazioni di cultura, giusto, che era un aspetto molto importante. Segretaria, secondo lei c'è il rischio o no che si intacchino proprio in vista di questa loro valenza, o tutto sommato comunque si dovrà in ogni caso sopperire, voi vigilanti? Allora, naturalmente quello di agire sul recupero dell'inflazione attraverso anche il cuneo fiscale era anche una richiesta del sindacato. Serve però che questa misura diventi strutturale, ma agendo anche su quello che è definito il fiscal drag, anche per evitare che questi aumenti di reddito poi determinino magari anche un passaggio di scaglione a livello fiscale e quindi, come dire, un pagamento di tasse più alto. Ma torno a monte. Il potere di acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici si difende attraverso il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. È lì che c'è il recupero in come è costruito i livelli di contrattazione nel nostro Paese e nei contratti nazionali che appunto si contratta il recupero del potere d'acquisto. E la redistribuzione dei profitti delle imprese è là che dobbiamo andare per recuperare, per recuperare le risorse, visto anche che il governo non è minimamente intervenuto né nel documento di economia e finanza né in questo decreto sui profitti e gli extra profitti che gran parte del mondo imprenditoriale, lo dice la Banca d'Italia, non lo dicono i sindacati confederali, hanno fatto in questo periodo e che sono i responsabili della spirale inflazionistica che si è innescata. Si continua a parlare della preoccupazione che crescano i salari perché determinano la spirale inflazionistica. C'è un mondo imprenditoriale che sta guadagnando molto di più del passato e che alimenta questa spirale inflazionistica e non si vanno a toccare quei profitti e quegli extra profitti. Non lo vuole fare il governo che dia impulso alla contrattazione nazionale, che è il luogo per redistribuire i guadagni fatti dalle imprese a favore di chi questi guadagni li consente, perché senza i lavoratori e le lavoratrici le imprese comunque non esisterebbero. Quindi certo, un controbilanciamento. Anche perché comunque sembra che il settore imprenditoriale, il settore aziendale delle realtà industriali vada bene, l'export vada bene, siano segnali positivi, quindi almeno compensare in qualche modo, cioè senza dubbio, visto che poi i prezzi aumentano, tra l'altro l'inflazione galoppa, beni e consumo anche proprio di prima necessità sono alle stelle, quindi da qualche parte insomma questi soldi devono andare, insomma uno si chiede, non è che onde evitare situazioni peggiori, poi tutto questo è finalizzato anche a evitare poi il problema del blocco dei consumi e lì allora si piange ma tanto. Andiamo all'altra parte, chiarito questo aspetto che era un po' preliminare ma molto importante della nostra trasmissione, che è quella relativa alle vostre prossime manifestazioni. 6 maggio Bologna, 13 maggio Milano, vediamo anche la slide, eccole qua, 20 maggio Napoli. Manifestazioni organizzate a livello unitario. Allora, ne avevamo già accennato, riprendiamo il discorso, lo integrate a seconda dei vari capitoli. Prego, segretaria Fanelli. Sì, è una mobilitazione unitaria che è nata all'indomani dell'approvazione del decreto di economia e finanza, che già non conteneva le misure che noi da tempo chiedevamo per il lavoro e per i diritti, misure che non sono state neanche inserite nel decreto lavoro di cui abbiamo appena parlato, e le richieste che noi facciamo sono quelle dei salari
degli aumenti salariali e dei contratti che dicevamo prima, ma richieste che guardano poi al tema fiscale. Anche la delega fiscale per noi è estremamente negativa, perché si parla di flat tax e la flat tax non risponde neanche al dettato costituzionale, perché ricordiamo che la Costituzione parla di un sistema fiscale progressivo in base ai propri redditi. La tassa piatta è un prelievo uguale indipendentemente dalla capacità di reddito delle persone, che poi riguarda solo una parte di mondo del lavoro e non riguarda tutto il mondo del lavoro, quindi e che va a premiare proprio chi guadagna di più e non chi fa più fatica a arrivare a fine mese. Quindi anche questo è un tema sul quale noi continuiamo a batterci. Al centro della mobilitazione il Nord Italia sarà in piazza a Milano il 13 di maggio, il 6 di maggio questo sabato è in piazza tutte le regioni del centro Italia, il 20 maggio, come si vedeva nella slide precedente, la manifestazione riguarderà tutte le regioni del sud Italia. Ma poi vogliamo interventi sul tema della salute e sicurezza, il tema della sicurezza sul lavoro, degli infortuni. Ma infatti andiamo per capitoli, che così anche siamo chiari, abbiamo anche le slide che ci supportano. Il primo capitolo importante sono i salari e i contratti, un po' ne abbiamo anche parlato, che riguarda anche l'aumento del valore delle pensioni, quindi darò anche un attimo la parola. Voi parlate anche di rinnovo dei contratti nazionali dei settori pubblici e privati. Sono in attesa di rinnovo alcuni comparti, a parte il pubblico anche nel privato, no? Anche nel privato ci sono settori che aspettano i rinnovi da oltre 10 anni, ma siamo in fase di scadenza un po' di tutti i contratti, nazionali, perché ricordiamo che i contratti nazionali hanno una durata tra i 3 e i 4 anni e quindi periodicamente vanno rinnovati. Gli ultimi rinnovi li abbiamo fatti anche in fase un po' delicate, perché eravamo a cavallo della pandemia, in cui bisognava certamente stare attenti. Come dicevo prima, adesso è il momento nel quale andare a fare questi rinnovi, perché l'inflazione incide moltissimo sui lavoratori dipendenti, sui lavoratori dei settori pubblici e privati, ha eroso il loro potere d'acquisto fino anche a 2 mensilità annue. Dall'altra parte abbiamo settori e aziende che hanno fatto profitti ed extra profitti davvero importanti. È proprio nel contratto nazionale che si ridistribuisce la ricchezza prodotta nei settori e nelle aziende. Se però non si rinnovano i contratti, questa redistribuzione non si fa, e il vantaggio della ripresa economica, della ripresa dell'export, quasi tutti i dati ci dicono che siamo addirittura meglio del periodo pre-pandemico, se li portano a casa sono alcuni, ampliando le disuguaglianze sociali e le disuguaglianze generali del Paese. È arrivato un messaggio: non capisco se questa defiscalizzazione è un guadagno immediato oppure una presa in giro per la futura pensione, danni oggi per togliere domani, è così? Diciamo, questa è la nostra preoccupazione, perché come dicevo prima, questa riduzione dei contributi, ripeto, che porta un beneficio immediato sulle buste paga, però il tema è che strutturalità si dà a un impianto di questo genere. Perché poi riprendiamo anche alcuni punti della nostra piattaforma, che è stata costruita prima del decreto del 1° maggio, però diciamo, guarda caso alcune cose ci azzeccano, perché c'è una impostazione sulla fiscalità di questo governo che francamente ci preoccupa. Noi abbiamo fatto delle proiezioni, per esempio, di come inciderebbe le ipotesi di riforma fiscale del governo sui trattamenti pensionistici. E viene fuori che le pensioni più basse verrebbero penalizzate, cioè avrebbe un'imposizione fiscale maggiore rispetto alle pensioni molto alte. Quindi un'impostazione fiscale che premia le pensioni, quindi i redditi molto molto alti. Se poi pensiamo alla flat tax che viene applicata attualmente per i lavoratori autonomi, ma
non passa giorno che il ministro Salvini dica che la flat tax va applicata a tutti quanti i redditi, e quindi con un abbassamento dell'imposizione fiscale, e se contemporaneamente ho fatto un'operazione sui contributi previdenziali per cui copro la differenza col fisco, ma se non ho le coperture, se non ho il fisco che mi consente di fare quella copertura, la domanda è: cosa succede al Paese? Io so benissimo che soprattutto sui giovani non c'è l'idea della pensione. Tra l'altro, siccome ormai soprattutto i giovani pensano di non avere un rapporto di lavoro continuativo, pensano, immaginano di avere rapporti di lavoro discontinui, oggi si lavora, domani non si sa, la precarietà è entrata nella testa delle persone. Certo, e se uno pensa di essere precario nella sua vita, non pensa alla pensione, e se per fare una visita medica ho un'attesa che dura un anno, se io a quello gli dico che le tasse servono per sostenere la sanità, ma se la sanità è quella roba lì, io mi chiedo cosa servono le tasse che pago. E allora, se la domanda è a cosa servono le tasse che pago, se la domanda è cosa sono i contributi che pago, alla fine salta lo Stato sociale. Questo è il punto. La cosa di cui ne siamo fortemente preoccupati è che ormai si è ingenerata nel Paese una idea per cui le tasse non servono, i contributi non servono. E guardate, questa cosa è terribilmente preoccupante, perché significa alla lunga non avere, diciamo, i servizi essenziali per definire, diciamo, i criteri minimi di cittadinanza. Ma pensiamo appunto alla sanità, pensiamo all'istruzione, pensiamo a tutto l'insieme, al trasporto pubblico, pensiamo a tutto l'insieme dei servizi che garantiscono, diciamo, quei principi essenziali di cittadinanza, che vengono garantiti attraverso le tasse e i contributi. Chiaro, infatti questo è importantissimo. Infatti qui vedevamo anche la slide riforma del fisco, che un po' va anche ad analizzare questi aspetti, e tra l'altro ribadisce il discorso della richiesta da parte vostra della forte riduzione del carico fiscale tanto sul lavoro quanto sulle pensioni, sostanzialmente. Certo. Però forte riduzione, perché sennò altrimenti non se ne viene a capo. Ma sempre nel rispetto del principio della progressività. Perché, lo spiegava benissimo Massimo, altrimenti l'inserimento anche per i redditi da lavoro, come è stato fatto per i redditi da lavoro autonomo della tassa piatta, il beneficio se lo portano a casa i redditi più alti, perché quando io decidessi anche di mettere una tassa piatta al 20%, le fasce di reddito che dicevamo prima, quelle a 25 e 35 mila euro, sono già a quel livello di reddito. Vuol dire che il risparmio lo fanno tutti coloro che hanno i redditi più alti. Questa non è né equità, né rispetto della Costituzione, né giustizia sociale. Questo è il tema che a noi preoccupa, che come dire, si mettono in campo dei messaggi demagogici che sono delle specchietti degli allodole, e che per gli allodole che vanno a scapito della maggioranza delle persone. Chiaro, no, assolutamente, questo è importantissimo. Dobbiamo andare in pubblicità, poi parleremo anche rapidamente, perché l'abbiamo già accennato, di sanità, di welfare e anche di altre richieste che state facendo. Tra poco, state con noi.